Saluto a tutti e benvenuti a questa puntata nuova de Visiones entregata ad Andreas Benson. Andreas Benson fu un danese, strangio, che arrendi onori a sa terra nostra e grazie a sopra sua che oggi conosceu commenti vuti sa Sardegna negli anni 50 e negli anni 60. Uno studio entregato a Irlauneddas massimamente, ma vinas e altre prendas de sa tradizioni popolari. Pochi stionai de Andreas Benson e convidau a Dante Olianas, est un professore, est uno studioso de Andreas Benson e a Benson, in pissu de sopra de Benson, ha fatto uno studio de importo. Beneniu Dante. Grazie di avermi convidato. Este ribada sora de Dorrafo e Dai, de questo omini, de questo picciocco, potete ornai meglio su chi a sa Sardegna ha di istrinau un'opera in porto. Sì, opera manna e sa vita pure, cioè per questo lavoro poi è molto giovanile, è morto a 35 anni, e quindi tutto quello che voglio lavorare su un prezzo possibile, poi va in maniera di raccogliere su un pruso di scelta su questa situazione culturale sarda. E questo su chi nasce da Savopida, su chi nasce da amici, si proprio a lavorare come un macco. E Benson fu venuto su 53, la prima volta in Sardegna con uno registratori e una telecamera, ma bieus un mo' in questo servizio e chi ne vudi Andreas Benson e it ha fatto questa terra nostra. Andreas Fridolin Weiss Benson ribada in Sardegna in su 1953. Tenidi 17 anni e commenza da s'accostiai e sculturare dei minorias. Girendo in irbidar nostas, ascurta da vostra prima orta su sono ammaiatori der Launeddas. Comprenditi in direttura a Casa Sardegna alloga da un'azienda musicale che non teni da simbiglius. Du spantanta, i sonor de canna, i canzoni a curva e muttettus, i cantus a tenore e gocius. Si firma da in Martis, in domu e Nicola Micaleggiu, nascere in questo anno s'ammori de Andreas Benson a vostra terra nostra. Andata a visitare Nuragis e Domur de Janas, acciocca da manovrena isprendar de sa tradizioni. Non perdi nuda, o li disciri tutto de sa storia e de sa cultura sarda. Quando torna in Danimarca, narra da sa mamma, in Sardegna ha pagato su fondamento de sa vita mia. S'idea sua è scussa de studiare sa musica e tradizioni popolari. Torna da in Sardegna con un registratore e una cinepresa per mai su tempus. Grazie a questo lavoro, dura una quindicina di anni, oggi potevo intendere i sonatas del maestro Mannor del sonor de canna, Effis Meli e Antoni Lara, Aurelio Porco e Dionisi Burranca, Pascale Rio e Felicino Vili. Questo studio diventa da una tesi e laurea pubblicata in Danimarca in su 69. Andreas Benson morì di cancer in Copenaghen su 20 e su mesi idas de su 1971. Tenidi 35 anni. Lassa dai sardus e a tutti i ramantiosus delle tradizioni popolari un'azienda che non dava gaddinari. Non c'è un trabaglio regionale o nazionale che agguali di questo fatto de Benson, descritto su critico cinematografico Gianni Olla, commente su serio Salim Basarda con Wagner, è un altro strangio che storta pure a estrinare un'opera de importo a sa Sardegna. Su materiali, potem pur meda, avarra da guau in is archivius de su museo e su folklore Copenaghen. In 71, dedutore da bogai a piglio Dante Olianas, studioso de musica popolari. In 98, su socioculturali si scandula, decidi di avere un film curzo e entrega savaina sul regista Sassaresu Fiore Serra. Bessiu in su 98 su documentario Vinci di su premio su cinema scientifico a su Festival de San Maremma. In rispassadas, a posto di una vaina durata una buona pariga e annus, Bessiu traduso in italiano fino a su libro de Benson e parise questo libro due punti tre discus puro con i sonatas del maestro Mannus del Launeddas, un'azienda manna istrinata a tutto sardus chi tenenti sa Sardegna in Sugoro. Dante, manca da qualcuna cosa o ornau tutto? Beh, un po' di tutte cose, di questo che vi io è giustissimo. Mancano tutte cose che devono ancora essere, a serio commenti cooperato su pacchetto
De dinai pensate di pubblicare tutto, cioè di vai 20-30 dischi su dei materiali che la so benzone, sia sonatas a fisarmonica, chitarra, cantus a tenore, contus de conto de vorredda, cioè di scrittus, articoli, fotografie, materiali antropologici che non è ancora besi a pillo. E questo c'è il tempo. E ornau in sa scheda, Benson tenia da sa Sardigna in Sugoro, quando per la prima volta è venuto e ha visto che le volenti sprendere questa tradizione, tornando a domo a nasa mamma, in Sardegna ha pagato su fondamento della vita mia. Benson fu di strangio, ma è scommenti che fessi di sardo, potete ornai. Sì, quando ho presentato sul libro in Castello, in Palazzo Vicerreggio, e dove è Uliano Lucas, che è un giornalista famoso, che ha fatto una bella analisi. No, Benson fu una persona che fu fuori dal schema politico, fu un battitore libero, e quindi non tenia da manco un riferimento politico preciso. Sul riferimento fu di una battaglia di civiltà. Isu si rende conto, in Sardegna, che sardo, pocanto povero, attaccato a terra, tenia un'azienda musicale, poetica, mera manna, popolo ci povero. E però, su stesso tempo, sapevo come negli anni 50 questa cosa fosse disperdendo sia. E tanto su che ha fatto è desintendi sardo, perché ha agattato la famiglia in Sardegna, ha agattato amicizia, ha agattato gente che devo più bene, e quindi ha traballato va in maniera, perché io non ho competenza per lo vai, ha traballato in maniera che tutta questa cosa fosse da parlare. Andò a Litra che è scritta a Burranca, nel 1959, in italiano si è scritta, no, sono appena tornato con il tesoro che ho preso da voi in Sardegna. E poi Zighenno si l'italiano deve ricordarsi che queste cose devono restare come documento perenne e che quello che oggi è normale farà meravigliare le nuove generazioni. È uno studio scientifico su chi spanta da leggere in Moi esca Benson su 53, fu di uno piccioccheddo, ha di cominciare questo studio in pisso dell'Auneddas seguendo tutto su che fu da in giro di questo strumento che viene da una storia millenaria. Cominciando i suonatori che fabbricanta l'Auneddas, potete capire in questo orrogo del suo film l'Auneddas, la musica dei sardi, commenti Antoni Lara, suonatori in mano de Bidda e Uzzu, fabbricata l'Auneddas cosa sua. Dante, servendo in questa bella ripresa, Antoni Lara che si va da solo in Launeddas, uno traballo che ogni suonatore di questo strumento antico vai a Sasola. E sta ancora lì o è scambiata anche una cosa? Sì, Bruselmanche stai mai cicciati da Rio suonatori che sono da bravos e che praticamente formano questi strumenti esatto puro. Certo che questa sociologia dell'Auneddas è diversa, i suonatori dell'Auneddas c'ha di chirurghi, c'ha di impiegati pubblici, c'ha di gente professionista che non tenti su tempo di andare a cercare canna e di spragi fetta a suonare. E quindi manca il gusto si riferenti a suonatori che sono costruttori puri e si vanno a suonare gusto. E Benson, quando è venuto in Sardegna, ha donato grobba a questa cosa pure, non si è preoccupato di ponere in registratori i sonatas dei suonatori hermanos, ma ha di girare con questa cinepresa fino a tutte le cose che furono in giro di questa tradizione in manna. Ma e chi ne vudi Andreas Benson? Tu ed io non devo sconnotto che sei più giovane, chi invece ha attento la fortuna di conoscere Andreas Benson. Ma noi in erdis passadas abbiamo usato uno dei amici di Andreas Benson che ha aiutato me fino a
portai innanti questo studio. Aristide Murru, Deusu Atobiau, in Sao Musua de Voggio de Pini. Bieus. La prima volta che era con tu era in 62. Ecco, e io già hai fatto un pochetto di questo traballo. E quando venivo, poi di traballare tranquillamente, dato che deve andare a scuola, e mi invitava dopo. E quindi, vivendo in domo, come quando tornavo a scuola, teniamo tutto il tempo a disposizione. E poi di leggi, questionari, di intendete che via da isso che si va a Deo, e ci deve parlare. E naturalmente, sicuramente, fu ospite mio, viveva in domo, e prandiamo in pari, ceniamo in pari, bessiamo a passare in pari, e fa sempre questionando di queste cose. Poi, una cosa che mi ha un po' meravigliato, non dia mai vita una cosa dieci, Andreas fu concentrato in questa idea di conoscere la Sardegna, di spriquare tutto il segreto di questa musica, di questa poesia, di questa tradizione. No, non poteva un'altra idea ancora. L'idea sua fu di comprendere questa società di sarda, specialmente birendida con la UNED, come si esprimia con la UNED, con sa poesia. E noi, quindi, tutto il tempo che passiamo un pari, lo dedichiamo a questa cosa. Lo dedichiamo a questa cosa, poi non interessa l'altro. Calencununada, Andreas Benson è nato in Danimarca per sbaglio. Poi sta ici. Poi è sicuro. Andreas Benson, vero e proprio, non è Andreas danese. Andreas Benson è nato in Capras. Sa dire che intende, sono rimoto e la UNEDES. Sa dire che ha fatto questa scopetta, che danno il tutto. Tornando da Musua, no, ho trovato lo scopo della mia vita. E sa dire che nasce Andreas. Tutto ciò che ha fatto prima non conta per nulla. Poi da isso, vivi in Sardegna, poi conosci, per approfondire i suoi studi, tornava in Danimarca e stetti altro luogo proprio, per esempio, ha passato un anno, non mi ricordo che anno vesi proprio, 6 mesi a Roma. Quindi tra Sardegna, Roma, altro luogo, Danimarca, però le Sardegna che ha riscoperto la UNEDES, Andreas, non avvivio se no per questo fatto. E quindi è nasce in Sardegna, è nasce in Sardegna a Sapodinai, è vero. Dante, annavo Aristide, Andreas è nato in Sardegna, questo strano, questo picciocco ha di istrinau un'opera in porto, ma non subo tempur meda deusu scarescio, e poi ti è scapitato questo. Questo è un problema manno. Sul fatto che la Sardegna per scarescia a Benzone è che quando io ho acabato su traballo, su 69, e in su 70, e in su 80 pure, questo traballo non è interessante a nemmeno in Sardegna. Dopo anno si andava un giro, partendo adesso 78-79, proponendo editori sardi su chi io pubblicare questo traballo a Benzone. E la gente la UNED, come te ne hai, ma ormai ne si è vissuto di questa rotta e si usa andando a un luogo più civile, la UNED si va a tornare a Goa. Ed è poi mi era spantato e quindi praticamente mi sono posto sul problema di come va a pubblicare quest'opera. E siccome è un'opera complessa e manna e poi diventa tutta registrazione pure, un'opera costosa, e poi anno si andava in avanti, si può avere un amico mi ha consigliato, voi non fai associazione in maniera di precontare una sovvenzione a regione, poi vai a questo traballo. E poi altri 15 anni io andavo avendo questa domanda ogni anno a regione e non mi danno mai finanziata. O che hanno passato in su 2012 e succede che antidecidio e manti finanziato sul traballo dell'opera. In pratica sul traballo di Benzon è difficile comprendere che uno non entra sul mondo della Sardegna, cioè ma veramente si entra un sugoro della musica, della gente e della mentalità di sarda.
E oggi, dopo tornare a Sardegna a comprendio e testistetio su trabalho de Benson in anni 50 e in anni 60 e finalmente da Torrau sonori di Menescidi. Ora nos fermiamo per una varica minuti su questa pubblicità e nos torniamo a sapere de fatto per questionare ancora de Andreas Benson. Tante queste ripresas di Andreas Benson fatte secondo una cinepresa negli anni 50 e negli anni 60, tu interas torradas pogai a piglio in anni 80. Das agattadas in Copenaghen, ripresas che per anni e anni funt avarradas attaccadas in iscalashurs universitari. Come t'hai fatto? Tu fusci che altro, non fusci che questa ripresa? Ma succede una cosa, sa vide sulla bella benzone è tutta una serie di coincidenze, no? Nantas, amico puro. E comunque, io quando mi hanno invitato all'archivio di Danimarca, sul dipartimento del suo folklore, mi hanno invitato ad andare a vedere questo lavoro che la sa Benson, poi teneranta non c'è nemmeno che si occupa, perché noi non ci interessa che ognuno sul campo nostro, che due anche in Sardegna sia contento che si occupa. E questo lavoro del suo filmato, del suo quale non si scia nulla, non esiste una scheda, deve essere appello in un momento che devo scurtendo a Luigi Bordi de Gravasa, Scaniglio de Barannomini, quando fu feno Savarra, poi tagà e che quando iso ha filmato i suonatori della Uneda, sa gamma dei suoni della Uneda che coperi tutto su schema dessa. E invece sul suono del suo gioirio, sul suono della femmina che canta, dall'assa da spazio, intende questo suono puro, e dopo intende il suono di cinepresa, che si intende in suo film puro, perché è duesti. Il suono di cinepresa, mi ha guardato da manna, però noi c'è la cinepresa, anche Craba, sono su 62, cinepresa, non è che si gira sentire. E tanto su vecchio, devo disegnare la che c'è qualcosa di filmato, io sono 1999, tengo la che benzone preciso, effettivamente. Mi si scheda del benzone si annota fino a quanto bene può fare su suonatori, come te su vogo, come te su omo, annota tutto. E però, per fortuna, in due schede ha pubblicato che gestionava questa registrazione, dove è scritto che questa registrazione fu stata filmata, e tanto sapevano no, ci funti, gusto e sa prova come Tissu ha filmato. E tanto su pure mi stava spantato e mi ha dato la possibilità di vorrogai in mezzo all'archivio della cineteca che dentro su chiesti un locale enorme, breon di film su Burundi, su Nepal, di ogni parte sul mondo. E grazie a questa aiuta di questo amico che fu lavorando lì, Deole Sonberg, che oggi è un grande produttore cinematografico, io sono potuto a benzone questa cosa. E ho scritto questa cascetta dell'Iauna, accanto a lui da 20 pellicole di 2 minuti e mezzo su una. E naturalmente voi immaginate, Deo che non ha potuto sorti di conoscere a Zianto Illara, quando avessi vivo, quando si andava pure, quando fu ancora abbiamo conosci. A me dire a Zianto Illara, in Samoviola, driorendo con voi, è stato un metro a scambasa, e tant'è che ha pure contato s'aggiuto del sudecno, che dopo no, pica due samma che Deo dimmo a due guastai. E quindi deve essere Zianto Illara che dopo conosciuto, deve essere un altro che non conosceva. Situazioni in Sardegna che non conosceva, per esempio su Garraboisi, non comprendevano i vessi, diceva Luigi Bordi Scaniglio, poi comprendo questa scheda noi vudi. Ma dopo su recitazione e soprattutto non comprendeva il strumento che si suonando isso. Per cui mi si è aiutato con Zio Aurelio Brocco, che mi ha donato esatto amico di Gravasa, e mattina Augusta e sa motocarrozzella, sa motocarrozzella di questa processione in Gravasa, e sa moto de sciacco che diventa in Gravasa, no? E quindi io tornavo a scheda di ognuno, di ogni persona che usava sul film. E in questo filmato di Andreas Benson si vede una Sardegna che non c'è spruso, esibiti occasioni di festa e di descanso in erdomus dei suonatori. Di Bieus Parisi, una con una canzone a curva accompagnata da Ziantoni Lara.
Senza vita con tu, mi voluta sai. Mi voluta sai, e come tu sei tu, come sei tu, e l'unica ricchezza. Ti stimo e ti amo, un vero rispetto. Domenica resto. Un documento che non paga da dinari, parisi a Ziantoni Lara, due vuti zio Salvatore Seu, su cantatori, un uomo de Bidepuzzo che è morto a 107 anni. È morto 2 anni fa a 107 anni e è su nonno in pratica Deu Viciocchetto che è nato Giancarlo Seu, che è suonatore della Launedasa di Visarmonica, Bidepuzzese, per fortuna. Tanto alla sua azienda... anche come la sa con qualcosa in domo. Tante ho sguardato con Aristide Murro de Benson studioso. In moi, in questa intervista che tu e tutto has fatto a zio Dionisi Burranca e a Maria Erriu, sorri de Vascali Erriu, Sapovida de Vascali Erriu, un altro suonatore in mano de Launedasa, intendeusu e chi ne fu di Benson, ma Benson visto da un'altra parte, non come studioso ma come uomo, intendeusu. Ecco, veniamo a conoscere a me, che questo ecco allievo di Francesco Sama. E io ascoltavo suonare e registrava. Portavo il registratore a tomba, a manovella. Però buono. Io sono portato a traballo, a diventare sei a intro a domo. E comunque e registrava la sonata sulla notte e poi mi spiegava e non mancava. Fu dei puntuali? E dopo si cercava una dombo dove c'era la Broccai, la dombo dove si lecca e andava in ideo su registratore 2 anni ma ricordo che intende un male e poi croccavo malato e poi croccavo in un letto normale, lettino normali però ho pianificato dove piega caricava 2 metri e sul letto fu uno regolare. È narrata in Melise, ma è bello, penso, pare Gesù Cristo. È un bello picciocco. Tu non la conosci, no? No. Bello picciocco pieno. Proprio biondo. Ma ci ha fatto fare lavoro però in Castello, ci sono 6 mesi. E noi ci siamo messi a prendere. Una volta abbiamo andato su un Pasqualino a Orto Ceso e poi a San Lurico si caricanna. Va bene, insomma, lì ad Antendi a Pasqualino si unendi con Terrinante di Orto Ceso. Con Burranca. Con Burranca. E di mancata su Orazio. Si era stramancava qualcosa di esso, si tornava a Castello. Via veniva a domo e mi andavo, signora, io ho bisogno di un Fiorazio. E ho detto, ma io non li conosco io, me li faccio vedere. E di là di scioperare, già sono occupato per, e di là di scioperare. E tornavo a partire in mia. Quando
fia torrao a Sparino Gradomo e i sorghi tornano a Castiglio. Dopo non era a Sparino, da mandavo tu a Benson, poi no. Però ho portato uno strumento su Orazio. Andavo però è su tu. E veniva in nuovo tu no, si può stare a ridere. Una cosa so de Benson. Andreas Benson annau zia Maria Enriu in Sardigna patiu Vamminivuru. Sa passione per la uneddas e poi tradizioni sardas vuda ici in manna che Benson po gusto fu di disposto a tutto. E sta ici. Fu di ostinao, come non t'ambida. E cioè, io su contata, quando veniva a noi su 57, de ricidi sui nai della borsa di studio, chi non resta al ribao. E a un certo punto si è staccato, non tenia manco di nai, poi si comprava se acqua, non tenia nulla, la spacciava tutto sui nai. E questa cosa, dopo l'igio mediario su questo, mi zaccattava, voi mi dantinavo su un formatore puro, e si è sprazzinata sa oggi, in mezzo a tutti gli amici che tenia, e ognuno via da gara, quando ubicato musua, dove vai cenai, dove vai brandi, eccetera. E scrive che a metà volta, per esempio, mi succede in Bidevuzzi con zia Aurelio e zia Antoillara, che io accabai cenai non di zia Aurelio, zia Antoillara da doppia danzaia, due volte da musua, marolla cenai, perché fu sicuro che si è fatto complimento perché fu una persona meglio educata, quindi sicuramente questo. Zia Maria è il Rio pure, tu sei no, che da via a dia mensa sa macchina su porto noi in Castello, da via triste, friggi, usezzi, una macchina nella gusto da infame, ne ha piegato e ci da portato comunque a pai. E i sardos a Tandu, a Benson danti RCU, commente è un amico, una orta che Benson si faia da conoscere in trada in tutto il domus. E Benson sa Sardigna da di girata su capo e Basciu e su capo e Susu, dus conoscia da Dotter Dusu e conoscia da massimamente Irbidas, Ania e Launeddas furinti in Susanguni e Sagenti. Bieusu in quest'altro orrogo su film che su Sociu si scandula a di pubblicau su 98 una vesta in Ierzu, in Ogliasta, sa vesta de Santugiago con i suonatori della Unedda che accompagnano questa processione. E in quest'altro dretto del suo film Dante Orbido a zia Aurelio Porcu, un altro dei suonatori hermanos de Launeddas, Aurelio Porcu, che oggi è su suonatori più anziano, 89 anni. 89, su Bronzetto, dice Riaso, gli amici, su Bronzetto e Launeddas. Zia Aurelio Porcu, che alloga da s'azienda manna dei suonatori del suo tempo passato, zia Aurelio che ha lasciato a rastas, a vinas in questo tempo moderno, ma e tolinnai oi a suonare il Launeddas e cantu gonti da ancora questa tradizione in Sardegna, vuoi dausu apposta dessa pubblicità.
Dante, questo film che Bosatro è integrato a Fiori Serra da Paricciai ha un aggiunto un anno ai suonatori della Uneddas. E la Uneddas in anni 80 fuori rischiando di sparessiti. Oggi potete ormai che questo strumento si da andare innanti e sospetto il buon uso del provenitori. Ma chi tu pensa che in su 1977, 78, 80 i suonatori giovani, frente pochissimo, ci fu di Franco Mellisi, Orlando Magia, Cesare Cartanuoro, Peppe Guga, messo dei giovani, frente a 4-5 scetti. Oggi secondo me mi contavo su 200-250 scientisti che con competenza o con prospettiva competenza si funti a costa della Unedda si funti suonando. C'è una resa che c'è una spinta manna e sul repertorio classico grazie alla registrazione del Benzon e salvo. Grazie a sua opera e a suoi antivattu zia Aurelio Porco e i moi Luigi Laichi funti seguendo a mandare innanzi questa tradizione e sa scuola di zio Aurelio de Luigi Lai di essere fino a suonatore bonus. Sì, ma ormai c'è piccioccheddo su chi antivigao sa tradizione, dante imparata, e conosce tutto sul repertorio dei Siscasa, cioè dei sonata completa della Uneddas, e tento a competenza e a maestria chi arregoda a me da FMI pure. Torrosu a questionare di Andreas Benson e Bieusu in quest'altro tretto dell'intervista fatta a Aristide Murru e commenti trabagliata Benson. Cali vudi sa preoccupazione per un manna con questo studioso danese, intendeus? Sa gente esce di una clarettondo, no? Sospettanta che sa musica che io vi conosci, le canzoni che vi registrai, fessi di un trucco, chi avessi mandato dessa polizia, può scoprire certe cose, può conoscere sa gente, può entrare in mezzo a questa gente. Commenti a me, Minaranta, qualcuno mi dà ma dove? Non so se non è che io sta a sci cosa commenti se vivendo, no, sono me noi, chi ci intenti sta, sa, e voi dire commenti se su me noi manca una gusto, non è che ci devo vedere te, gusto è ricco, no? E penso, questo vato ci vai a tutto su, questa muraglia che ci può essere tra una persona e l'altro, lo tenia del dono, insomma, lo tenia del dono. E poi, sa gente diventa proprio aperta, disponibile, e sa fu contenta di donare sui sciriante, insomma. E in questa cosa però non è che vessi di una cosa dici distintiva, fu una cosa pensata pure. In due littera mi narra, ed un'altra è una lettera che era scritta a me e era scritta al professor Cirese. Bisogna donare attenzione, poi non guastai gli informatori. Poi, specialmente di interessante, non le cose che uno sceglie da poi imparare, le cose imparate, da descritto un sardo questo due fuetti. Non ho via le cose imparate, ho via questa improvvisazione, questa espressione libera, spontanea dell'anima poetica sarda, insomma. E bisogna donare attenzione a non guastare questi informatori. Poi sono informatori, quindi una certa esperienza li ha fatta subito, sono informatori che si intende, che diano tanta importanza, non è pruso naturale. Non tocca a guastare i informatori, è una verità di manna questa che narrata Benson e che Aristide Murru ha di arrecodato. Sa preoccupazione di Benson fu di varie siri su chi tenia da incorus agenti e non volia da cose imparadas. Sì, questo fu fondamentale. È un problema in genere di chi fa ricerca a livello antropologico, poi chi comincia a tenere un rapporto sbagliato con i agenti, accaba che se tu succubi di un informatore che magari non è un santo,
Benso in questo senso vudi meda particolare perché stravolge il principio antropologico, cioè i suoi informatori tenevano un rapporto d'anni che gli permetteva di ottenere altre informazioni e in più i suoi informatori essere riusciti cambiare in operatori culturali funzionali a questa ricerca. Ti faccio un esempio. Questo che vulnerando Aristide Tottu, ma che è nudo di Meso Burranca, Iso di Burranca ha già formato con mente ricercatori, sempre però mantenendo sul rapporto per quanto riguarda il Launeddas, mantenendo un rapporto che fosse sincero e aperto. Con zia Michela Coloro, questa femmina de nulle accanto a Iso quando vivi, quando si trasferì a nulle, quando ha cominciato a fare il suo raballo a nulle, zia Michela che fu di Tessingià e tirare innanzi sua famiglia con il suo raballo cosa sua, e Benson è stato reso a diventare di essa una persona che sceglie da usare su Nagra, che è uno dei registratori più difficili da imparare, e è andata a fare interviste, a fare annotazioni, a fare schede sotto conto di Benson. Ed è due schede da Pagatà, una scheda del 65, e narrata. Queste registrazioni sono fatte da Michela Coloro mentre io e Ruth Savubidda eravamo al mare alla Caletta. Cioè, tu immaginate quindi sul livello che ha portato a gente, perché ha un coraggio, come ti ha fatto Aristide Puro, ma tu ci arrennesci a dove vai, non ti fai iddu, è il suo problema a mano dei sardus è che non teneva il suo coraggio di fare cose. Su chi narrava su Guido Maria Giacobbe, Uffe Harder, che fu amico di Benson e Suburo, uno dei più grandi poeti dei Nia. E se ne muova, si sbaglia. Da noi abbiamo questo grande problema, questa dimoria di sbagliare facendo cose. Si sbaglia, però si impara da sbagliando pure, e poi si andata innanzi. Ma visto che non c'è nessuno a essere di gusto, specie di tristezza, di dimoria, di cose che si bloccano, poi agattavo su cosa fatta teatro, ma questo diceva vai pure, e stato non ti fatto. Questo ponaiga Benson donava coraggio a sa gente a riuscire a convincere fino a che ne furono pago pensamentoso a si ponere a lavorare. Tocca da noi un'altra cosa pure Benson, che su aerei Boddiu, tutto questo che fu in giro delle tradizioni, non sa permettere di allogare cose che ne so per Benson in moi antessi perdias. Sono andare della Uneddas e ormai questo è uno studio che si può dire finito. Ma due punti fino alle registrazioni dei scantadas. Ma io sparisi, devo sfuggare prima quando fusi questionando di come ha fatto a tornare a piglio questo documento filmato. Una cantata di zia Luigina Poddi, una cantata Mutetto desce da Zai. Mutetto desce da Zai di zia Luigina Poddi, Bieus.
In questa ripresa Dante esibidi fino a essa vita di ogni dì in Sardegna de tanto, se uso a s'acabata degli anni 50, in esprimus anni 60, questo non si fa di Naiga Benson, non fu di vetti uno studioso di musica, ma fu di finasi uno ricercatore etnografico. Ma in fondo fu di un antropologo. Cioè, questa specializzazione sua è sempre di bruso antropologica. Pocanto, essendo che tenia le competenze acquisite in famiglia come musicista, poi ha imparato pure si è studiato questa notazione, ha scritto 76 sonate della UNEDA non è una cosa facile. Questo è da ricordare, perché Nemus dopo Benson, ma ne manco prima, ha fatto traballo di Aice sopra de Galesi sia strumento musicale, non sardo, ma italiano puro. E infatti sì, Benson si paragona dopo che a Bella Bartok, con questo traballo della musica popolare. Ma questa cosa sua fu a comprendere me, da menti bivia sargenti, poi cercai di tornare, come naso professore Su Nicolaisen, poi cercai di tornare a più possibile all'origine della vita, della comunità e della cultura. Questa fu la cosa che dia da fatto, che dia da donato su un sito questo studio in antropologia. E infatti se dopo chi sa la Saula UNEDES, quando complicanze burocratiche della politica regionale, nara disso, o litra che era scritto a Cirese, noi a Pozzo fare su traballo su questa poesia improvvisata, e su si fu che tau, in due passione beccia sua, che fu questa dessa ricerca antropologica, del cercare di comprendere perché dovuta questa stirria dei sardos, e quindi sul mondo dei bandidos dell'epoca, e si è andata a Nule, e noi in Nule, lui ha un ambiente completamente diverso del suo campidano, diverso per una serie di cose culturali, economiche, eccetera, però questo mondo di interesse a me e è entrato talmente bene in mezzo di questo mondo che lui ha gente che si viene di precontare con i pastori di Nule che prima di fare una cooperazione precontando consiglio a Iso mancai bollitra quando fu in Danimarca. Ed è questo lavoro fatto in Nule che ancora non è stato pubblicato, fu dato a poster della pubblicità in ultima parte di questa trasmissione e uso a fu dato fino all'ultimo lavoro fatto su socio si scandola che due guias a su lavoro che ha permesso di tradurre in italiano s'opera in inglese in piso della UNEDAS di Andreas Benson, sa tesi di laurea, poteva ormai, di Andreas Benson, del suo lavoro fatto 15 anni in Sardegna, che poi esti in tutte le librerie esti a disposizione dei amanti osus delle tradizioni popolari, a posto di questa pubblicità. Un lavoro durato 15 anni su questo di Benson, che in su 69 diventa una tesi di laurea. Fu pubblicato in inglese, fu sternendo prima di non si firmare questa pubblicità, e in poi è stato tradotto in italiano. Un'opera che su socio si scandola ha pubblicato Occanno con l'aiuto dell'assessorato regionale della cultura, un lavoro che poi si può agattare in tutte le librerie. E chi non agatta nelle librerie del suo continente, commenti di Spotify. Ormai ne uso a internet, uno cerca da launedas.it.net.org, poi a internet commenti comprai sul libro a Sestero, domandauso a calesisi a logo. Se mandano da ogni parte del suo mondo, accanto fontenius ad uscire, si do contrassegno dos mandaus. Stiamo vedendo in questa ripresa sa presentata di quest'opera, un'opera in 2 volumi, un'opera in Sagali dove punti fino a 3 discos con 76 registrazioni fatte da Andreas Benson. Sì, dato che si offendo questa trasmissione in sardo, è giusto ricordare pure che sul libro esiste prima questa versione sarda, adesso la versione italiana, quindi è pronta questa versione sarda pure, quando sul momento che erano sceso a cattare di Naide pubblicato un sardo pure. Questo libro poteva ormai allogata, cosa che è questa tradizione manna della UNEDAS, Benson poteva ormai andare di udotto, non desfui nulla. No, non la so, su cui narrava Giuseppe Urru, giustamente. De fatto non intendevo a Giuseppe Urru. Io ho girato, quando si sia la stampa accanto a la UNEDAS ha girato tutto, cioè piegavo i spiritico puro.
E questa cosa è che non fetta piccare la un'edda senza musica, i suonatori, la costruzione e tutto, ma piccare tutto sul mondo che resta fuori a fuori. Cioè, tutto sconto dei Cianto Illaro e dei altri suonatori e leggende, questo conto dei grandi suonatori con tutto l'usura delle magie e tutto. Io sono già posta per tanti parti del suo mondo della un'edda. Cioè, a me mi capita che ancora una volta di presentare quest'opera e narrare chi toccando vero, sa Sardegna c'è si sprofondata e si spacciato tutto con suo traballo, del suo libro, delle trascrizioni e delle registrazioni, ha reso a tornare a costruire tutta questa tradizione della moneta. In questo trabalho da donare un aggiunto umano, Giuseppe Orrughi è uno sonadori, ma uno studioso di musica che ha di chiediu sa parti musicali di questo trabalho e a Giuseppe è domandato sa tradì, ma quanto può servire quest'opera può fare conoscere la un'edda ai più giovani? Intendeus e nos ha risposto. A costiai sagenti, da costiai sicuramente, ad affai scoperri eventualmente altre persone, ma ai giovani sono pepari, ma non vaga a tutti. Sonatori che non si conosciano, sonata che non si conosciano. Su studio della un'edda è accabato. O in dia io adesso ho fatto anche un'altra cosa, e ti vendo e come te mandai in questa cosa. Su studio della un'edda io sono da dire tutti gli aspetti che in questo momento furono importanti. E da dire che noi magari non adesso manco considerato. Su chi si manca, ma che posso su di più di studio antropologico, poi adesso si intende da queste altre cose pure, quindi è interessata di altri fattori. Accabau su studio in pisu de Irlauneddas a barra da un'altra vaina manna Dante, scussa in pisu su trabalho fatto de Benzon in Nule, in saida dei Pastoris, un trabalho antropologico che da toccare a chi dire, a mandare innanti per dover riconoscere a tutti i sardos. Beh sì, questo è un trabalho. Questa è proprio questa questione di Aristide ti faccio un scoop, no? Il suo trabalho antropologico del Nule dove usurra de cose, usurra de informazioni, de scene, da conto de vorrei, dove tutto dato dei pastori de saida, fida, morti, luttus e tutto. E me ne manco i scienziati cosa sono sull'università di Copenaghen, che devono sapere causa, sapere causa e sapere questionare. Scienza e te che benson tenessi in conca con questo trabalho de nulle. Poi ad ognuno donare un rogo de nulle, però non uscire su chi vi è satro. Isus è morto, tra l'altro c'è dato uscire del morre de cancro, non c'è che fu morendo, non si dantinava. Sei morto a 35 anni, poi? Sei morto a 35 anni, praticamente desunque anno, durava pochettino, però desunque anno, io sono uscito del morre. E beh, io mi andavo a contare, questo muro che avevo a dire, Sileno, su Poeto de Castello, si fu fermare, no, devi scrivere questo. Ed ha fatto scrivere, Aristide mi ha fatto un ligio, tutto spuntus, e questa è la scrovetta, che non hai idea del suo valore di questa cosa di Aristide, tutto spuntus delle cose che io fai in nulla. E questo è sagrare, può entrare a intro del suo materiale di nulla che va di migliaia di pagine di consultare. E di questa parte della vita di Benson non si può da Aristide Murru in l'ultimo diretto dell'intervista che abbiamo fatto in erdì passata, se intendeus. Io era convinto diverse persone a contare questa vita in solo. Come sa merita sa donna che vive da me in nulla. E ha descritto la sua vita sua, l'ha descritto in suo dialetto del nulla. Questo scritto, vi conta proprio come quando vi giocare vittia, tutta la sua vita sua. E Dante traduce in italiano. Mi pare che la tradusse Maria Giacobbe. Maria Giacobbe ha descritto una presentazione ai volo e non è stato ancora pubblicato. Non usciva più da pubblicare, però non è l'unica persona che Andreas ha convinto a scrivere la vita sua. L'inarato, scrive come sei cresciuto come noi. Ma quasi tante cose che si parli di che non tenti nessuna importanza. Scrivi tutto. Poi
le cose che non si valenti importanti in noi, questo di andare a dirigere burranca pure. No. Parenti cose di nuda, però non ha da passare tempo su meta, 10, 20, 30, 50 anni, diventeranno una testimonianza storica importantissima. Non sono cose che si devono lasciare perdere queste. Ecco, questa altra cosa è importante. Voi che uno nata, avevo detto che che sia, insomma, come ti potessi un pastore, un messaggio, una casalinga di Asanaio o Indino, come ti potessi, una massaia, Samera Sadomo, anche Bivira, di nada. Questa vita grisa è passata. Chi ti vale di una vita poverita, miserabile, insomma, senza di nessuna cosa manna, senza di nessun ideale, facendo cose terre di ogni dì, sciacquendo sa roba, stirendo, facendo, mondendo, sa dome, eccetera. Ma dei commenti, non è questa cosa che interessa, è dei commenti da fatto, dei commenti da pensare. Ecco, questa diventa una storia. Questa storia che nessuno si è mai raccontato, volete che non sono abituato a questa storia, dai, commenti la battaglia di, la sconfitta di, la conquista di. No, questa storia dei uomini è un'altra cosa. La storia dei uomini è un'altra cosa, hanno Aristide Murru, e Aristide Murru è un uomo sapio, scidi che all'est si importo de s'opera de Benson. Nante seusu e ribausa s'accabada de questa puntata entregata a Andreas Benson, de voglio usare però questa puntata questionando de su ballo sardu e de ripresa fatta de Andreas Benson in una brassa de Biddevuzzu, ania su suonatori Estizi Antoni Lara e su andatori Aurelio Moro. Ma questa cosa dei nai è questa. Il ripresa fu fatta con questa cinepresa che durava massimo 17 secondi di carica e quindi questa ripresa fu tutto sprazzinata e se Aurelio però che tutto quando si è fatto sapere peccato, questo ci va dai bene ma noi è passato da un passo a satiro se Aurelio non si rendeva conto che questo fu spezzoni e comunque non si era riuscito a montare questa roba di suo filmato Fiorenza no ma mettiamo la musica sotto lo facciamo andare però no Fiorenza guardate prima la sua produzione. E difatti Eusu, pigao dotto sul materiale del Roma, se venusa Castella, siamo viola dell'umanitaria, e ne a rogo di via Birazzi Aurelio, fetti una sezione, fetti un attacco della cinepresa, e sono questo è passo d'uso, questo è passo d'rese, questo è curriguro, questo è sciampita. Dopodiché ho piegato una sonata del Santo Ilare, questo Fiorassio, e in base a questa corrispondenza, e questo è interessante, se Aurelio è l'unica persona che scippia questa corrispondenza, e ne abbiamo dati registrati, ne abbiamo da filmare, ne abbiamo dati intervistati ben bene. E grazie a Aurelio ho montato questo filmato di 3 minuti e 20 secondi in noi, nessun suonatore si è staccato che ha avuto brasso, cioè è questa cosa fatta a tavolino. Un documento che ho in Urubaga Dinari, un documento unico in Sardegna che oggi è in Sasienda del dottor Isardoso. Dante Seuso e ribausa s'accabata di questa puntata, volisi nai ancora qualcuna cosa che urlassau a Goa? No, io voglio troppo tempo, a me anda bene questo traballo che hai fatto solo del Benson, penso che sa famiglia sua pure non sia riconoscente come te tutto sardo, antesi contento di hai dentro la possibilità di dire queste cose, di intendere, dell'importanza che deve questa cultura sarda fuori da Sardegna pure. Noi torniamo grazie a Dante Olianas, che ci ha accompagnato in questa puntata e vi ricordiamo che Visiones torna da Cenarva Ghieni del Noiorar de Meri e in replica su Mercury a mezzanotte manco quarto. In buon'ora.